La partita comincia in questo momento con le squadre schierate secondo le seguenti disposizioni. Dalla sinistra alla destra dei vostri delle schermi gioca il Mommy's Pub in maglia rossa e calzoncini neri. Dalla destra alla sinistra dei vostri delle schermi, quindi dalla parte opposta, giocano invece i San Pietrini in completo interamente blu. Ricordiamo che, come abbiamo detto durante il corso della presentazione, queste squadre sono in due completamente diverse posizioni della classifica, con il Mommy's Pub che è primo con 12 punti, 4 vittorie su 4 partite e quindi conduce questo girone di Roma Nord della Serie A2 della Lega Calcio 8, mentre i San Pietrini sono a 3 punti in classifica con una sola vittoria conquistata finora, anche se hanno una partita in meno. Stasera si gioca la quarta giornata e cercano di arrivare al secondo successo, che sarebbe un grande traguardo per una squadra, ricordiamo, che è nuova e che è per la prima volta iscritta al campionato della Lega Calcio 8, girone di Serie A2 di Roma Nord. Attenzione a questo cross con il primo calcio d'angolo che viene battuto sul secondo palo, dove però non c'è nessuno, con i San Pietrini che perdono questa prima opportunità e rischiano adesso il contropiede. Riescono comunque a fermarlo, prima conclusione della partita, rimpallata, e poi rinvia la difesa del Mommy's Pub verso gli attaccanti, anche se la sfera è forse troppo lunga infatti per il numero 99, ovvero Quattrocchi, che non riesce a salvarla dalla rimessa laterale che viene affidata ai giocatori dei San Pietrini, che la battono, ne guadagnano un'altra perché c'è stata una deviazione, quindi ancora un fallo laterale, con le mani ancora verso i compagni, manovra il numero 10, traversa, poi attenzione a questa conclusione da parte dei giocatori della Mommy's Pub che hanno recuperato palla, parata da parte del portiere, primo intervento nello specchio della porta, primo tiro nello specchio della porta di questa partita, tiro effettuato dalla Mommy's Pub, la squadra ospite. Arriva intanto il secondo tiro, stavolta fuori. 3 minuti di gioco, ancora 0-0. Ricordiamo che nella partita dopo quella che dovrebbe cominciare alle 22, anche se ovviamente è previsto un leggero ritardo visto l'inizio ritardato di questa partita, si scontreranno la Steaua 2005 con attenzione intanto a questo tiro e al gol improvviso da parte del Mommy's Pub. 1-0, colpo di testa, sponda e poi gol del vantaggio per la squadra ospite. Quindi il vantaggio della Mommy's Pub, mentre intanto arriva questa conclusione con i San Pietrini che provano subito a reagire. Arriva la grandissima parata da parte dell'estremo difensore della squadra ospite, che ricordiamo è passato in vantaggio con Luca Liguori. Adesso Quattrocchi prova a saltare un avversario, cerca una dribbling che però non è vincente, perché arriva un intervento da parte della difesa dei San Pietrini che è considerato dall'arbitro falloso, quindi calcio di punizione per il Mommy's Pub da posizione abbastanza defilata. Dovrebbe essere il numero 21 Gianluca Giuliano a battere. Fischia l'arbitro in questo momento. Parte Giuliano col destro, conclusione rimpallata dalla difesa che poi rinvia. Spiovente che viene ancora intercettato però dai giocatori del Mommy's Pub, con il numero 6 che scarica ancora per Liguori, che perde la sfera, anzi si trattava di Giuliano. Alla fine la riconquista, si lotta a tre quarti campo con il numero 21 che deve difendersi dall'attacco dei difensori di San Pietrini che prestano alto. Attenzione a questa fuga dalla destra, palla in mezzo a cercare ancora gli attaccanti che vengono però anticipati, spazza la difesa di San Pietrini che poi però non riesce nel disimpegno difensivo, ancora recupera la sfera la squadra ospite che alla fine però la perde, provoca un contropiede da parte di Blu, tre quarti campo, attenzione alla dribbling che però viene mancato dal numero 4 e poi alla fine ritorna comunque sulla sfera. Si tratta di Fabrizio Triscari che smista in verticale verso ancora un compagno, quindi verso il numero 5 che prova ad avanzare, salta un avversario, prova a saltare anche un secondo, alla fine viene fermato, Quattrocchi rimposta il contropiede, allarga sulla sinistra, addirittura il colpo di tacco da parte del numero 8, ovvero Liguori, l'autore del gol, dell'unico gol di questa partita, che è arrivata, ricordiamo, al sesto minuto. Siamo 1-0 per il Mommy's Pub, ha segnato Liguori dopo appena 3 minuti, partita subito in salita per i San Pietrini che devono ancora difendersi. Attenzione a questa opportunità dal limite dell'area che viene però fermata, prova a ripartire la squadra di casa con però il numero 10, ovvero Traversa, che era solo contro tutta la difesa schierata, 1 contro 5 che ovviamente non è stato fortunato. Alla fine però i giocatori in blu sono comunque riusciti a conquistare un calcio di punizione che batteranno da centrocampo
Quindi sesto minuto di gioco 1-0 con questo risultato, ma ovviamente manca l'intera partita. Il Mommy's Pub salirebbe a 15 punti in classifica con 5 vittorie in 5 partite, mettendo pressione agli avversari più pericolosi, più temuti, quelli dell'Asteagua 2005 che giocheranno dopo. Attenzione intanto alla conclusione e alla parata del portiere. Quindi primo intervento, anzi secondo intervento da parte di Gropescu, che aveva già parato un tiro dalla distanza esattamente dal centrocampo dei Sampietrini qualche minuto fa. Subito dopo in pratica aver subito il gol, la squadra in blu aveva tentato addirittura con una conclusione al momento della battuta del calcio d'inizio a beffare il portiere rumeno, che però si è difeso molto bene. Adesso ancora Sampietrini davanti a centrocampo, la manovra però è un po' lenta, riesce comunque a superare un avversario, il numero 4, che prova la percussione, una serie di rimpalli lo favoriscono, poi finta contro un avversario, si ritrova a spalla alla porta, gioca all'indietro per il numero 90, ovvero Paffi, che va alla tiro respinto, prova addirittura il contropiede poi il Mommy's Pub col numero 99 Quattrocchi, che tentava di saltare un avversario, ha commesso però fallo al momento di arpionare il pallone e quindi l'arbitro fischia un calcio di punizione per i Sampietrini, che sono sotto di 1-0 ma che stanno cercando di aumentare il ritmo e l'intensità del gioco per arrivare alla pareggio. Ci sarà un calcio di punizione che verrà battuto in questo momento con l'arbitro che si sincera della distanza tra il pallone e la barriera che addirittura viene piazzata nonostante il calcio di punizione sia molto lontano dalla porta difesa da Gropescu. Fischia l'arbitro, c'è un altro tiro, un'altra parata stavolta sicura e sicuramente più facile del portiere rumeno. Rinvio, ci sono solamente maglie blu da quella parte, con Quattrocchi che comunque cerca di pressare i portatori di palla dei Sampietrini che riescono a cavarsela. Disimpegno difensivo che porta alla ripartenza, la palla viene mantenuta in campo, anzi no, l'arbitro dice che è fuori e fischia una rimessa laterale in zona offensiva, anche se siamo dietro la linea di centrocampo, per il Mommy's Pub, che avrà l'opportunità di gestire l'azione. Palla allargata sulla destra per il numero 6 Antonelli, che ora dà sulla sinistra. Avanza il terzino che pesca ancora Liguori largo sulla sinistra, palla in mezzo di Quattrocchi, ancora a cercare gli attaccanti, si combatte in mezzo all'area con i Sampietrini che devono stare attento a questa iniziativa da parte del numero 21 che stava diventando pericolosissimo, con Giuliano ancora dalle parti del portiere dei Sampietrini che cercava di portare dei pericoli alla porta difesa dall'estremo difensore Piaggesi per i Sampietrini. Ci sarà una rimessa laterale per la squadra in blu con il numero 90 Paffi, un pasticcio al momento della battuta della rimessa laterale e quindi i Sampietrini regalano palla alla Mommy's Pub, che batterà il fallo laterale in questo momento con Antonelli all'indietro verso un compagno. Si tratta del numero 5 Petruzzi, che allarga ancora sulla sinistra, quindi verticalizzazione per Liguori che prova questo 1 contro 1, va alla conclusione Liguori e arriva anche il gol del 2-0, doppietta personale per Luca Liguori e il Mommy's Pub cerca di allungare in questo inizio di partita. Siamo ormai arrivati al 10° minuto di gioco, siamo già 2-0 per il Mommy's Pub, che grazie ad una doppietta di Luca Liguori sta conducendo questa partita. Sicuramente alla vigilia di questa gara la squadra ospite era favorita rispetto ai padroni di casa, che ricordiamo sono in una posizione di classifica totalmente differente, una sola vittoria, 3 punti contro 4 vittorie su 4, 12 degli avversari. Intanto attenzione a questa incursione in area, poi arriva la conclusione, respinta, la palla rimane lì, però la perdono quelli di Sampietrini, che adesso cercano di difendersi dal contropiede che arriva con Quattrocchi, che poi non riesce a controllare. Tentativo di ripartenza da parte della squadra ospite, mentre intanto arriva anche l'8° giocatore per i Sampietrini, che stavano giocando in 7 e che adesso invece sono al completo 8 contro 8 la partita. Dovrebbe a questo punto cambiare, hanno subito un gol ma in inferiorità numerica. Vedremo se cercheranno la reazione, se tenteranno la reazione adesso che è stata ristabilita la parità numerica. Ancora il numero 90 Paffi a centrocampo, che prova a liberarsi dalla marcatura di un avversario che alla fine commette fallo, calcio di punizione. 11° minuto già passato, 14 alla fine di questo primo tempo. Mommy's Pub in vantaggio per 2-0 grazie a 2 gol di Luca Liguori.
Due gol tra l'altro molto belli. Ci sarà adesso un calcio di punizione per i Sampietrini a centrocampo con ancora Paffi alla battuta, due uomini in barriera che diventano tre per il Momis Pub. Attendiamo il fischio del direttore di gara. Fischia l'arbitro, calcio di punizione di Paffi, rimpallata dalla barriera con la sfera che addirittura giunge dalle parti dell'estremo difensore il numero 1 Piaggesi, che raccoglie con le mani e la rimette in campo. 12° minuto, 13 alla fine di questo primo tempo, 2-0 per il Momis Pub, doppio vantaggio siglato da Liguori. Ancora una palla recuperata con Quattrocchi che riceve da Giuliano. Quattrocchi 2 contro 1, si può portare la palla sul sinistro, va la conclusione e la conclusione è quella che porta la partita sul 3-0. Quattrocchi, un gol bellissimo e il Momis Pub è già sul 3-0. Quando siamo giunti ormai al 13° minuto, a 12 dalla fine di questo primo tempo, siamo già 3-0 per il Momis Pub, che ha segnato due volte con Liguori, poi con Quattrocchi. La squadra ospite sta per il momento rispettando i pronostici della vigilia, che la vedevano sicuramente favorita, anche se ovviamente in pochi si aspettavano già questo parziale. Vedremo se ci sarà una reazione istantanea da parte di Sampietrini o seppure attenderanno il secondo tempo per riorganizzarsi. Comunque potrebbe essere troppo tardi a quel punto. Intanto tentativo di contropiede con questa verticalizzazione, con ancora la palla gestita dalla numero 5 sulla fascia, che salta un avversario, rientra sul destro, prova ancora a cercare il numero 8 che viene pescato in questo momento. Si tratta di 5 verso Paffi, penetrazione centrale, reclama fallo, l'arbitro non fischia, regola del vantaggio, conclusione alta sulla traversa. Che occasione per i Sampietrini. Il portiere Gropescu con le mani verticalizza verso gli attaccanti. Quattrocchi se la porta sul destro. Quattrocchi adesso prova l'1 contro 1, palla sul sinistro, vertice sinistro dell'area di rigore, prova a penetrare, va sul fondo, tentava di mettere un cross da quella posizione senza fortuna perché si è trascinato la sfera fuori. La rimette subito in campo il portiere, che è la seconda volta consecutiva che viene redarguito dall'arbitro per non aver battuto con le mani ma con i piedi. Anche disattenzione da parte di Sampietrini in questo inizio di partita, che forse è stato peggio di quello che credevano. È vero che bisogna anche dare atto alla squadra in blu di aver giocato i primi 10 minuti di inferiorità numerica e lì sono arrivati 2 gol del Momis Pub, ma bisogna anche dire dall'altro lato che non è cambiato molto con l'entrata dell'ottavo uomo. Siamo adesso al 15° minuto, mancano 10 primi alla fine di questo primo tempo, siamo 3-0 per il Momis Pub, 2 gol di Liguori, 1 di Quattrocchi, Momis Pub ancora in avanti. Attenzione a Giuliano che riceve, verticalizza verso ancora Liguori, palla sulla destra, conclusione respinta, doppio rimpallo che alla fine favorisce il portiere. Un altro brivido per la porta difesa da Piagesi, che la rimette subito in campo con le mani, ma la perde ancora al momento del disimpegno la squadra di casa, che adesso deve difendersi. Quattrocchi pensa al tiro, poi invece serve Giuliano che però sbaglia, viene fermato, ripartono ancora i Sampietrini, tentativo di contropiede, ma arriva il grande recupero da parte della difesa del Momis Pub, che adesso con Giuliano va addirittura alla conclusione sul fondo. Niente da fare per la squadra ospite, che tentava di dilagare in questa occasione, ha sbagliato a materializzare una buona occasione che era stata comunque creata dalla pressing, che aveva permesso appunto al Momis Pub di rubare la palla alla squadra dei Sampietrini, ma non è arrivato il tiro che ci si aspettava. Palla sul fondo e adesso devono subire il contropiede quelli del Momis Pub con questa palla che però è troppo lunga per la corrente del terzino destro, che si era sovrapposto sulla fascia, e il passaggio filtrante finisce direttamente sul fondo, suggerimento troppo lungo. Adesso il portiere Grupescu rimette in campo la sfera con le mani. 16°, 3-0, non accenna nessuna reazione i Sampietrini,
che possono ancora subire, intanto riescono comunque ad uscirne con questo disimpegno difensivo. C'è sulla sinistra il numero 5 che però non riceve, preferisce andare per vie centrali da Triscari, poi alla fine il passaggio di ritorno però è impreciso, l'1-2 non si chiude, triangolo fermato subito dal Momis Papa che va in contropiede, perde ancora la sfera, attenzione di San Pietrini con questa conclusione e arriva un miracolo incredibile da parte del portiere. Subito dall'altra parte, attenzione con questo tentativo di andare davanti alla porta da parte del Momis Pabba, con quattro occhi che prova a metterla dentro con l'esterno destro, senza però trovare il compagno libero in mezzo all'area, perché è arrivato l'intercetto da parte del portiere che in tuffo è riuscito a brancare in presa, ancora contropiede, 3 contro 3, quattro occhi, conclusione, parata, poi la sfera rimane lì e alla fine si salvano i Sampietrini, che adesso impostano ancora l'azione offensiva. Sbagliano per l'ennesima volta l'ultimo passaggio, riconcedono palla ai giocatori della Momis Papa, poi ancora i Sampietrini comunque riescono sempre ad impostare la manovra, allargano sulla destra dove c'era l'ennesima sovrapposizione, è arrivato però il fallo e quindi il calcio di punizione fischiato dall'arbitro con i Sampietrini che avranno una buona opportunità, anche se siamo molto lontani dalla porta difesa da Gropescu, finora inviolabile. 3-0, siamo quasi al 18esimo. Dalla tre quarti campo, anche se da posizione molto defilata, ci sarà un calcio di punizione per i Sampietrini. Fischia l'arbitro, calcio di punizione, tiro col sinistro, alto sulla traversa. Si riparte con l'arbitro che fischia e permette alla portiere Gropescu di rimettere in campo la sfera. Con le mani arriva lontanissimo, anche se l'arbitro vede probabilmente un fallo fischiato al centrocampo al Momis Pub e quindi punizione assegnata di Sampietrini. Sampietrini che adesso rimettono in campo la sfera con Paffi che la manovra sulla sinistra, supera la linea di centrocampo, prova a saltare un avversario che si trova di fronte, poi preferisce tornare all'indietro ancora dai compagni con la numero 4 Triscari che allarga sulla destra verso il numero 8-5 che viene adesso scavalcato, viene preferito ancora passare la sfera a Paffi sulla sinistra, l'auto preferito questo da parte dei Sampietrini che provano a costruire tutte le azioni di gioco da questa parte. La numero 5 la mette ancora in mezzo verso un compagno che ha qualche difficoltà, poi regala la palla a quelli del Momis Papa che possono sfruttare il contropiede, anche se poi deve rallentare da quella parte Liguori. Apertura sulla destra ancora verso un compagno, il terzino si sovrappone, va alla conclusione, fuori di poco. Quando siamo giunti quasi al 20° minuto, quindi siamo ormai a poco più di 5 minuti alla fine di questo primo tempo, siamo 3-0, ricordiamo il Momis Pub ha segnato 2 volte con Liguori e una volta con Quattrocchi, 3 gol che hanno sicuramente tagliato le gambe ai Sampietrini che hanno subito dovuto cominciare una partita in salita. In realtà la partita in salita era già un qualcosa che si poteva prevedere quando le due squadre sono entrate non in campo ma negli spogliatoi, visto che poi siamo cominciati qui alla Vista Aurelia scusate 8 contro 7 perché i Sampietrini erano addirittura in inferiorità numerica a causa del ritardo di uno dei suoi giocatori, poi è entrato nei primi 10 minuti di inferiorità numerica, hanno subito 2 gol, il terzo è arrivato quando erano già 8 contro 8. Adesso c'è un calcio di punizione, ancora Quattrocchi alla battuta, il Momis Pub ha l'opportunità di dilagare, 3 uomini in barriera per i Sampietrini, attendiamo il fischio dell'arbitro. Fischia il direttore di gara, calcio di punizione, tiro alto di poco sulla traversa. Poco più di 4 minuti alla fine di questo primo tempo, 3-0 il risultato, 2 gol di Liguori, uno di Quattrocchi, manovrano i Sampietrini che provano a reagire. Fino adesso la reazione non c'è stata, ma sicuramente dovremmo essere fiduciosi nei confronti dei giocatori blu che hanno dimostrato il loro valore e soprattutto la loro grinta in queste prime giornate di campionato, anche se sono ancora a 3 punti con una sola vittoria in 3 partite. Ora una palla recuperata sulla destra, attenzione a questo 1 contro 1, una serie di finte su quella fascia, la può mettere ancora in mezzo la numero 7 anche se senza fortuna,
alla fine l'ultimo tocco è proprio del giocatore dei San Pietrini che non riesce a mantenerla. Possesso ancora recuperato dal Momis Pub, lungo lancio dalla destra alla sinistra, recuperano palla a centrocampo i giocatori ospiti con Quattrocchi che la gestisce, se la porta sul sinistro, una serie di finte, scarica ancora verso Liguori. Liguori, conclusione, rimpallata, attenzione perché la palla arriva ancora ad un compagno che va al tiro, la grande parata da parte del portiere, calcio d'angolo sulla destra. Calcio d'angolo che verrà battuto in questo momento da il numero 21 Giuliano, con tante maglie blu all'interno dell'area di rigore. Battuta corta verso Antonelli, passaggio basso per il tiro, e il palo, incrocio dei pali addirittura. Un'altra occasione quindi per il Momis Pub che avrebbe potuto dilagare con l'incrocio dei pali che è stato colpito. Ora manovra da parte dei San Pietrini che provano a ricostruire l'azione offensiva direttamente dalla propria retroguardia. Il numero 90 Paffi sulla sinistra, anche se attende il passaggio da parte del compagno, riceve ora, pressato alto ancora Paffi, deve scaricare verso 5, poi inserimento di Giorgio Bussi che però viene fermato, quindi rimessa laterale sulla destra comunque per i San Pietrini perché l'ultima deviazione è stata di un uomo della Momis Pub. Paffi all'indietro verso un compagno, verticalizzazione verso 5 che adesso riceve, sbaglia però l'appoggio, il triangolo non si chiude con un compagno, favorisce il contropiede con Quattrocchi che lo gestisce in questo momento. Attenzione al tentativo di passaggio sulla destra, però prima c'è stato un fallo. L'arbitro in questo caso ha deciso di non concedere la regola del vantaggio, ma di dare invece calcio di punizione al Momis Pub che batterà dal limite dell'area con il numero 20, ovvero Di Lorenzo, sulla sfera, e due uomini in barriera per i San Pietrini con l'arbitro che si sincera della distanza tra il pallone e proprio i due uomini che compongono la barriera. Fischia il direttore di gara, calcio di punizione, rimpallato dalla barriera, la palla però è sempre per il Momis Pub in mezzo verso Quattrocchi che deve girarsi, lo fa in questo momento col sinistro sul fondo. Niente pericoli per la porta difesa da Piegesi che la rimette subito in campo con le mani. Manca poco più di un minuto alla fine di questo primo tempo, siamo 3-0. Vedremo se i San Pietrini saranno in grado di accorciare le distanze e quindi presentarsi alla seconda metà con all'attivo almeno un gol per poi tentare la rimonta. Intanto c'è un fallo fischiato dall'arbitro ai giocatori del Momis Pub con il numero 5 Bussi che va alla battuta, anche se l'arbitro dice che bisogna aspettare il proprio fischio. Fischia l'arbitro, calcio di punizione, tiro in porta altissimo, nessun pericolo per la porta difesa da Gropescu che guarda il pallone andare alto sul palo difeso appunto da lui stesso, il portiere rumeno, autore già di qualche parata importante in questo inizio di partita. Primo tempo che è agli sgoccioli, questa potrebbe essere addirittura l'ultima azione. Ora il triangolo che si chiude per il Momis Pub sulla destra, vediamo che cosa fischia l'arbitro, un fallo commesso al numero 90 Paffi e quindi un calcio di punizione per il Momis Pub appunto, anche se da posizione molto defilata sulla destra, nonostante non siamo lontanissimi dalla porta difesa da Piegesi. Ancora il numero 20 Di Lorenzo che andrà alla battuta. Ci dovrebbe essere un cross da questa posizione oppure uno schema, infatti un cross sul secondo palo, colpo di testa con Liguori che forse anticipa addirittura un suo compagno, ovvero Quattrocchi, colpo di testa non potentissimo che finisce tra le mani del portiere dei San Pietrini che comunque non riescono a mantenere il possesso. Ancora
con il Mommis Pub che cerca di creare azioni offensive, forse per chiudere definitivamente la partita. Attenzione intanto al tiro che finisce sul fondo, ci aveva provato Quattrocchi senza però fortuna. Tanto l'arbitro fischia qui, finisce il primo tempo 3-0 per il Mommis Pub alla metà di questa partita. Si riparte per questo secondo tempo con le squadre schierate a parti invertite. Dalla sinistra alla destra dei posti degli schermi giocano i padroni di casa dei San Pietrini in completo interamente blu. Dalla parte opposta, vale a dire dalla destra alla sinistra dei posti degli schermi, giocano invece gli ospiti del Mommis Pub in completo rosso e calzoncini neri. Ricordiamo che alla fine del primo tempo siamo 3-0 per il Mommis Pub, la squadra ospite, secondo pronostici, che è andato a segno grazie al Liguore. Tanto attenzione al vero e proprio miracolo da parte del portiere del Mommis Pub. È la seconda volta che il portiere Gropescu si trova di fronte a queste situazioni, un tiro addirittura dal centrocampo al momento del calcio d'inizio, la grandissima parata da parte dell'estremo difensore che ancora una volta salva il risultato. Dicevamo risultato che si era concluso 3-0 alla fine del primo tempo per il Mommis Pub con 2 gol di Liguori e 1 di Quattrocchi. Adesso ancora in avanti i San Pietrini che guadagnano palla al centrocampo, la impostano, verticalizzazione verso gli attaccanti che devono però girarsi, perdono la sfera, recupera ancora il Mommis Pub che sulla sinistra gestisce con Liguori, se la porta sul destro, si accentra Liguori in mezzo per Quattrocchi, colpo di tacco all'indietro ancora per i compagni, dove però non c'è nessuno, presi in controtempo i giocatori amici e adesso subito dall'altra parte con i San Pietrini sulla destra che cercano ancora di ripartire, verticalizzazione del numero 2, anzi sovrapposizione del numero 2, ovvero Leli. Alla fine viene pescato un altro compagno che però la perde, contropiede del Mommis Pub, 3 contro 3, attenzione a Liguori che se la porta sul sinistro, poi con l'esterno destro serve Quattrocchi che la perde, la recupera ancora il numero 4 Triscari che prova ad andarsene a centrocampo, salta un avversario, salta un secondo, penetrazione centrale, Triscari fa tutto da solo. Poi alla fine però si trova 2 giocatori di fronte al Mommis Pub, non c'è fallo secondo l'arbitro, ripartono in contropiede 3 contro 3, però alla fine il gioco viene fermato perché c'è un giocatore a terra. Dopo questo inconveniente occorso a uno dei giocatori in campo, uno dei giocatori dei San Pietrini, si riparte con la squadra in blu che restituisce palla agli ospiti Mommis Pub che avevano interrotto l'azione offensiva, un'azione che avrebbe potuto portare anche al quarto gol perché era un contropiede 3 contro 2 per dover permettere le cure mediche del caso a uno dei giocatori dei San Pietrini. Adesso si è rialzato, si riparte con il rinvio sbagliato da parte del portiere Piaggesi che la mette fuori, quindi rimessa laterale sulla sinistra in zona d'attacco per il Mommis Pub con la numero 87 Daniele Salvati. Esco qua, dai. Esco qua. Oh, esco qua. Liguori dalla rimessa laterale verso Quattrocchi che stoppa, deve girarsi, difende dall'attacco degli avversari, poi allarga sull'altra fascia dove però arriva l'intercetto da parte di San Pietrini che provano a ripartire in contropiede. Ennesimo recupero però del numero 6 ovvero Antonelli che fa buona guardia, alla fine mette pragmaticamente fuori, concede comunque una rimessa laterale in zona offensiva ai San Pietrini che devono però difendersi dal pressing altissimo da parte di Quattrocchi che costringe i giocatori di casa a ricominciare dalla difesa. Ora palla gestita da Leli che prova a saltare 2 avversari, alla fine serve il numero 5 che allarga ancora sulla sinistra verso il terzino che si sovrappone, la mette in mezzo, cross basso, rimpallato, poi tiro dalla distanza dopo appunto questo rinvio sbagliato della difesa del Mommis Pub
con i Sampietrini che però non riescono a colpire perché il tiro è altissimo sulla porta difesa da Gropescu. Ora siamo ancora sulla destra con il Momispab che attacca, ma arriva un fallo commesso dai giocatori ospiti e quindi ci sarà un calcio di punizione per i Sampietrini, anche se siamo quasi a centrocampo e per giunta in posizione defilata. Fischia l'arbitro in questo momento calcio di punizione con i Sampietrini che propongono uno schema con questa verticalizzazione ancora per la sovrapposizione del terzino sulla sinistra, che però non è riuscito a crossare un tiro a metà, un qualcosa a metà dovremmo dire tra uno stop e un tentativo di cross. La palla è comunque uscita fuori e quindi la rimettono in campo i giocatori del Momispab con il lungo lancio verso ancora il numero 21, ovvero Giuliano, che però non è riuscito ad arrivare su questo spiovente lunghissimo. Ora sbagliano anche quelli dei Sampietrini all'altra parte e c'è un fallo laterale stavolta per il Momispab quando siamo giunti ormai al sesto minuto di gioco e mancano 19 primi alla fine di questa partita. Il risultato è sempre lo stesso, quello con cui abbiamo finito il primo tempo. 3-0 per il Momispab che ha segnato con una doppietta di rigori e poi con Quattrocchi e che in questo momento sta controllando una partita che è sicuramente a suo favore e che è tutta in salita per i Sampietrini. Attenzione a questo tiro, è la grande risposta da parte del portiere. Calcio d'angolo sulla destra per il Momispab al settimo minuto. Cross sul primo palo basso, rimpallato dalla difesa. Poi arriva la conclusione sul fondo. Ancora grande opportunità per gli ospiti. Si riparte dopo questo inconveniente che ha portato l'arbitro a dover decidere di far sostituire il pallone. Ricordiamo, siamo ormai all'8° minuto di gioco e siamo 3-0 per il Momispab, risultato che non è cambiato dalla fine del primo tempo. Hanno segnato Liguori, doppietta e Quattrocchi, con la squadra ospite che con questo risultato andrebbe a 15 punti in classifica, 5 vittorie su 5 partite, e i Sampietrini che ovviamente rimarrebbero allo stesso risultato che adesso li vede in classifica a 3 punti con una sola vittoria in quelle che sarebbero dopo questo incontro 4 partite giocate. Intanto rimessa laterale sulla destra per i Sampietrini che la battono in questo momento con Leli, che però non è fortunato al momento del passaggio verso i compagni. Contropiede di Liguori velocissimo sulla sinistra che forse trascina il pallone fuori, infatti è fuori. Rimessa laterale sulla destra con il Momispab che comunque protesta all'indirizzo dell'arbitro. Ci sarà però un fallo laterale per i Sampietrini. Sulla sinistra avanza ancora Paffi che prova a fare tutto da solo, viene alla fine però fermato dai difensori della Momispab che invece di difendere la sfera la calaventano direttamente fuori molto pragmaticamente. Rimessa laterale sulla sinistra, 9 minuto, 16 alla fine di questa partita, 3-0 per il Momispab con i Sampietrini in attacco. Paffi a metà tra un tiro e un cross, alla fine non è nessuno dei due, la palla termina fuori e la rimetterà in campo il portiere. Con le mani Gropescu verso il numero 20 ancora che avanza Di Lorenzo, allarga sulla sinistra verso un compagno, all'indietro arriva a rimorchio ancora il numero 4 con Quattrocchi che poi lotta ancora 3/4 campo. Conclusione da parte di Quattrocchi con la parata a terra da parte del portiere.
Ora il numero 8, 5, che però non è riuscito a controllare la sfera, con il 5 che reclama un fallo, anche se l'arbitro non concede, non è di questo avviso il direttore di gara. Palla sulla destra ancora per il Momi Spab, che prova ad andarsene sulla destra, lato contro l'area di rigore. Ora entra in area, Quattrocchi, conclusione ed è il gol del 4-0. Doppietta anche per Carlo Quattrocchi dopo quella di Luca Liguori. Siamo all'11° minuto di questo secondo tempo, mancano 14 primi alla fine della partita e siamo 4-0 con il Momi Spab che conduce grazie a 2 doppiette, quelle di Liguori e quelle di Quattrocchi. 3 gol nel primo tempo, è arrivato il quarto nel corso del secondo. I Sampietrini, che avevano iniziato questa partita in inferiorità numerica con 7 giocatori contro 8 sul campo, hanno subito 2 gol nei primissimi minuti, poi anche se è stata ristabilita la parità numerica non sono comunque riusciti a reagire e a questo punto sono veramente alla disperata ricerca di almeno un gol per sbloccare un po' dal punto di vista mentale la situazione che non è ottimale, con 4 gol di passivo e una partita ampiamente in controllo della squadra ospite. Momi Spab che a questo punto potrebbe veramente ipotecare almeno il successo di quello che potremmo chiamare girone di andata, con, ricordiamo, la vittoria da parte di questi ultimi anche sullo Steaua nel corso della prima partita. Tra le due squadre, Momi Spab e appunto lo Steaua, che sono considerate essere le più forti di questo girone. Quattrocchi può ricevere la sfera, arriva invece un cross da quella posizione verso i compagni, con però il numero 20 di Lorenzo che è stato anticipato. Palla che viene gestita adesso dalla Momis, dai Sampietrini, con l'apertura sulla sinistra verso Paffi. C'è 5 che potrebbe ricevere, non viene visto, si preferisce un dribbling sulla sinistra col numero 5 Bussi, che poi va alla verticalizzazione verso gli attaccanti, colpo di testa da parte di Levi che sfiora solamente e non riesce a schiacciare da posizione ottimale la in pratica davanti alla porta. Siamo oramai oltre il 12° minuto, mancano meno di 13 minuti alla fine di questa partita, siamo 4-0 per il Momi Spab, che ricordiamo è in vantaggio grazie a 2 doppiette, quella di Liguori e quella di Quattrocchi. Rimette in campo la sfera il Momi Spab, che avanza sulla sinistra per incontro alla palla Quattrocchi, che poi prova a girare di prima verso il numero 11, ovvero Cicconi, senza fortuna perché quest'ultimo non è arrivato sul pallone che adesso viene gestito dai Sampietrini, che se ne vanno sulla sinistra, che sono alla ricerca di almeno un gol, quello che sarebbe il gol della bandiera. Sono ovviamente alla disperata ricerca di un qualcosa che possa sbloccare la loro partita, perché il Momi Spab, oltre ad essere in vantaggio per 4 gol, non ha mai dimostrato di andare in difficoltà contro una squadra come quella di stasera e soprattutto ha sempre controllato la partita, imprimendo il suo ritmo e impedendo agli avversari invece di essere pericolosi dalle parti del portiere romeno Gropescu, autore comunque già di qualche ottima parata. Ora ci sarà ancora un'occasione da calcio da fermo per i Sampietrini, anche se siamo in pratica a centrocampo dalla battuta. Fischia l'arbitro, tiro col sinistro, alto sulla traversa. Mette in campo il portiere la palla con le mani, allarga sulla destra verso un compagno, con la palla gestita ancora dalla numero 20, ovvero Di Lorenzo del Momi Spab. Poi verticalizzazione verso il numero 6 che davanti alla porta va a siglare il gol del 5-0. Segna anche Davide Antonelli, il Momi Spab di Raga. Si riparte da centrocampo, 15°, 10 alla fine, conclusione dalla distanza, ancora parata da parte del portiere.
È la terza volta che i sanpietrini provano a farsi pericolosi dalle parti di Gropescu, addirittura un tiro da centrocampo. Sembra essere questa la loro migliore possibilità di far male alla squadra ospite, che sembra veramente inarrestabile oggi. Sono arrivate comunque 3 ottime risposte da parte di Gropescu. Momis Pub, che è in vantaggio senza troppi problemi, ha controllato dall'inizio alla fine questa partita. Siamo 5-0, i sanpietrini non hanno mai dato l'impressione di poter veramente tornare in partita, perché non sono mai stati realmente pericolosi se non da qualche calcio piazzato. Adesso ancora 5 verso il portiere, che allarga sulla sinistra con a quattro occhi che pressa alto. Adesso comunque lascia scorrere la manovra dei sanpietrini. All'indietro ancora verso il numero 5 Bussi, uno contro uno dei giocatori in blu col triangolo che però non si chiude. Passaggio intercettato ancora dalla Momis Pub con a quattro occhi che non riesce ad essere servito. Poi si lotta su quella sfera con Antonelli che prova più volte a farsi sotto, alla fine la perde, la riconquistano i sanpietrini, contropiede, ancora tentativo da parte del numero 5 senza fortuna. Recupera sempre la squadra ospite, che ora ha la possibilità di colpire con Liguori, che allarga sulla sinistra verso Cicconi, se la porta sul destro si accentra verso Quattrocchi, sul destro, poi sul sinistro, tiro di Quattrocchi rimpallato, rimessa laterale in zona offensiva, 16° minuto, meno di 9 alla fine di questa partita, 5-0 per il Momis Pub, che a questo punto si avvia verso la quinta vittoria in 5 giornate e ovviamente alla conservazione del primato. Vedremo se sarà capace la Steaua di comunque rimanere in scia. Per farlo dovrebbe vincere dopo. Con alle mani Antonelli verso il numero 8 Liguori, che si accentra col destro, allarga verso un compagno per vie centrali. Si tratta di Giuliano. Conclusione sul fondo, 17°, 8 alla fine, 5-0 per il Momis Pub, che adesso non ha nessuna fretta di aumentare il ritmo di questa sfida. Cambia fascia i sanpietrini con Leli, che non riesce proprio ad arrivare su questa sfera, che finisce fuori. Rimette in campo ancora Antonelli per vie centrali verso un compagno. All'indietro per il portiere Gropescu, che allarga. Poi il numero 21 Giuliano, che avanza, si porta la palla avanti con a centrocampo, dove però arriva l'intercetto da parte della difesa dei sanpietrini, che perde ancora la sfera. Manca l'ultimo passaggio alla squadra in blu, che difetta ovviamente di qualità contro degli avversari così validi. Ricordiamo, il Momis Pub fino adesso è la dominatrice di questo girone, che però rimane competitivo grazie soprattutto alla resistenza dello Steaua, che fino adesso ha vinto 3 partite su 4 e che sicuramente cercherà di continuare la sfera positiva dopo, nella partita delle 22, anche se ovviamente in caso di vittoria sarebbe comunque mantenuto almeno il distacco, quello di 3 punti tra appunto Momis Pub e Steaua, col Momis Pub che è primo e che lo rimarrà alla fine di questa partita, anche perché a meno di 7 minuti dalla fine siamo 5-0 con i sanpietrini, che sembrano incapaci di reagire e che anche se lo facessero avrebbero comunque un handicap di 5 gol da recuperare. Si lotta ancora in difesa per i sanpietrini, che vengono pressati, perdono la palla, Quattrocchi prova ad accentrarsi, alla fine si allunga al momento dell'ultimo tocco col portiere che para. Dall'altra parte ancora la squadra in blu, che prova a verticalizzare sulla sinistra, niente da fare però, recupera ancora Liguori, che se ne va. Liguori se la porta sul sinistro, poi la cede al numero 11, che va a siglare il 6-0, segna anche Cicconi, dilaga veramente il Momis Pub, che a questo punto è vicinissimo al quinto successo su 5 partite. Siamo quasi al 20° minuto, siamo 6-0, mancano un poco più di 5 minuti alla fine di questa partita. Il Momis Pub ha dilegato qui alla Vista Aurelia e ha ancora una volta fatto valere la propria legge, quella che dice per il momento 5 vittorie su 5 partite, prima posizione in classifica, che verrà mantenuta qualunque sia il risultato della partita dopo. Al massimo lo Steaua potrà rimanere in scia e conservare il distacco di 3 punti in caso di vittoria. Momis Pub, che sembra inarrestabile, che a questo punto si candida come principale favorita per il passaggio
dalla Serie 2 alla Serie A. Vedremo se ci riuscirà. Attenzione intanto al passaggio sulla destra con questo 1 contro 1, poi ancora Giuliano che prova a passare sulla destra verso un compagno con Liguori che però non ha compreso questa assistenza. Alla fine è arrivato però l'ultimo tocco dei giocatori dei San Pietrini che devono sempre difendersi con 4 occhi che allarga verso Liguori. Adesso il ritmo blando, non ha nessuna fretta di spingere la squadra ospite. Attenzione a Cicconi che se la porta sul sinistro, che scarica, prende addirittura il palo, la seconda traversa di questa partita. Ripartono i San Pietrini con Leli sulla destra che prova ad avanzare, supera centrocampo, Leli perde la sfera, la recupera Quattrocchi, se ne va Quattrocchi tre quarti campo, Quattrocchi fa tutto da solo davanti alla porta, Quattrocchi fa fuori anche il portiere e lo salta segnando col sinistro il 7-0 che chiude a questo punto la partita. Mancano meno di 4 minuti alla fine di questa partita, non credo che l'arbitro concederà dei minuti di recupero, visto il risultato particolarmente rotondo. Siamo 7-0, tripletta di Quattrocchi, doppietta di Liguori, tra l'altro i primi 2 gol siglati dal numero 8, poi hanno segnato anche Cicconi e Antonelli, un risultato che ovviamente non lascia scampo agli avversari. La Mommy's Pub, una squadra che sta veramente meritando non solo questo successo, non solo il titolo di principale favorita, ovviamente anche la testa del girone di Roma Nord della Serie 2 della Lega Calcio 8. È la squadra che sicuramente ha le principali caratteristiche, le principali potenzialità per qualificarsi in Serie A. L'unico avversario che sembra tenere ancora il passo è lo Steaua 2005, che ricordiamo è 3 punti di distacco, anche se per conservarli dovrebbe vincere la partita dopo. Steaua che ha già perso la prima partita proprio contro il Mommy's Pub per 1-0. Sicuramente al ritorno ci si giocherà le sorti del campionato. Vedremo intanto quale sarà il risultato della squadra rumena nella partita successiva, mentre intanto c'è un pallone che viene restituito dai giocatori ospiti a quelli di casa dopo una palla a 2 chiamata dall'arbitro. Il portiere la rimette in campo con 5 che cede a Paffi. Ritmi brillanti a questo punto, la partita è dal punto di vista almeno mentale terminata. Vedremo se l'arbitro deciderà anche di chiuderla prima. Fischia l'arbitro, finisce 7-0 per il Mommy's Pub che dilaga e che conquista la quinta vittoria su 5 partite.